Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Catania sott'acqua e buona parte della Sicilia orientale condivide la stessa sorte. I video che abbiamo visto arrivati da Catania e dalla provincia testimoniano di un profondo cambiamento del clima. Ci sono state 3 vittime in 2 giorni, 2 a Scordia l'altro ieri, di una ancora non recuperato il corpo, e una a Gravina di Catania ieri. La vittima di Gravina di Catania, un signore di 53 anni, è scivolato sotto la furia dell'acqua dopo essere sceso dalla propria auto semisommersa ed è morto annegato, incastrato sotto una macchina. La città di Catania si è totalmente paralizzata, chiusa la tangenziale ovest in direzione Messina perché invasa dall'acqua. La via Etnea si è trasformata in un fiume in piena con tutte le vie adiacenti. Il villaggio Santa Maria Goretti praticamente allagato, centinaia di macchine ferme per gran parte sommerse dall'acqua. Gli interventi dei vigili del fuoco, circa 300 con oltre 400 uomini impegnati. Il sindaco Salvo Pogliese ha ordinato la chiusura di tutte le attività commerciali, con eccezione di quelle d'emergenza, fino alla mezzanotte di ieri e ha invitato i cittadini a non uscire di casa. La linea ferroviaria Catania-Caltagirone è stata interrotta per allagamenti dei binari. Insomma, una situazione gravissima ed incontrollabile. È evidente che in Sicilia ci si sta avviando verso una tropicalizzazione del clima ed è altrettanto ovvio che l'Europa debba investire adesso con i fondi del PNRR e con fondi straordinari per il riassetto idrogeologico del territorio e per i sistemi di scarico delle acque piovane. Nessuna città e tantomeno provincia è in grado di affrontare da sola queste emergenze, che peraltro accadono sempre più di sovente. Intanto Roma intervenga dichiarando subito lo stato di calamità naturale. A Pozzallo sorgerà un autoporto, eccellente esempio di sinergia pubblico-privato. A Pozzallo, dove da decenni c'è un'area inutilizzata e incolta e sulla quale sono presenti fabbricati pericolanti da demolire, sorgerà un autoporto. A realizzarlo, grazie alla concessione di oltre 5.300 metri quadrati di demanio marittimo da parte della Regione, sarà la Virtù Ferris SRL, società dell'omonima compagnia di navigazione che assicura i collegamenti tra Malta e la Sicilia. Ad annunciarlo l'assessore al territorio Toto Cordaro dopo il via libera al progetto, con un investimento previsto di oltre 5 milioni di euro per la riqualifica ambientale del sito. La società, per l'intera durata della concessione, 16 anni, verserà nelle casse della Regione 450.000 euro di canoni, oltre ad assicurare la pulizia delle aree circostanti. Il governo Musumeci, sottolinea l'assessore, intende così perseguire l'aumento degli introiti per le casse regionali, nonché l'incremento degli scambi commerciali tra i siciliani e i maltesi, completando l'offerta dei servizi e delle strutture portuali per il traffico delle merci e dei viaggiatori a distanza di pochi mesi dall'inaugurazione della stazione marittima passeggeri. Ci troviamo di fronte ad un chiaro esempio di come la Regione, con un solo accordo, può garantire il risanamento di un'area pubblica, demanio, aumentare le entrate regionali e contemporaneamente agevolare l'avvio di iniziative economiche che rafforzano lo sviluppo di un territorio. Accordo politico tra Forza Italia e Sicilia Futura. Miccichè supera le ambiguità e si schiera nel centrodestra. Fino a poche settimane fa, con un fiume di dichiarazioni, Gianfranco Miccichè spiegava che il suo obiettivo era riproporre in Sicilia la stessa maggioranza di Draghi, cioè di fatto un'alleanza con il PD, rifiutando di cogliere l'eccezionalità di quella formula. Adesso dichiara testualmente, con una forma un po' vernacolare: noi e il PD non abbiamo dove andare. E non solo si schiera in modo, si spera, definitivo con l'alleanza di centrodestra, ma riesce persino ad allargarla, portando nell'alleanza gli aderenti e deputati di Sicilia Futura, che sono un'unica cosa con Italia Viva. In un paese normale quest'ultima notizia avrebbe davvero fatto scalpore. La decisione di un movimento politico che sta da sempre nell'alveo del centro-sinistra e il cui capo è l'ex segretario del principale partito del centro-sinistra, di schierarsi nel centrodestra, anche se attraverso un movimento adesso federato, Sicilia Futura, dovrebbe costituire un avvenimento di grande risonanza e invece pare che in pochi se ne siano accorti.
Qualcuno dirà che non è vero e cercherà di precisare, ma la conferenza stampa di ieri è stata chiarissima. Miccichè ha prima dichiarato che Forza Italia farà per il Comune di Palermo liste insieme a Sicilia Futura e subito dopo di avere concordato con gli alleati di centrodestra che il candidato a sindaco di Palermo va scelto entro Natale. Il combinato disposto tra le due affermazioni non lascia dubbi sul fatto che a Palermo Sicilia Futura e Italia Viva starà dentro la coalizione di centrodestra. A questo si aggiunge la dichiarazione del deputato di Sicilia Futura, Edi Tamaio, di essere candidato nella lista di Forza Italia alle prossime regionali e quindi senza dubbio alcuno nel centrodestra. E infine, se ancora qualcuno avesse dei dubbi, Miccichè ha chiuso il discorso dicendo in conferenza stampa, anche qui usando una forma un po' personale, che i ragazzi di Sicilia Futura passano verso il centrodestra. A noi il Miccichè che schiacciava l'occhio a sinistra non è mai piaciuto, ma con questa nuova versione siamo invece interessati a confrontarci. Siamo certi che saremo spesso in disaccordo, ma almeno ne comprenderemo la direzione. L'opinione. Ai partiti del centrodestra manca il centrodestra. Il centrodestra è formato da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, UDC e in Sicilia si aggiunge la rilevante presenza di Diventerà Bellissima del presidente della regione Nello Musumeci. Ma pur esistendo i partiti del centrodestra, spesso non esiste il centrodestra in quanto tale e questo avviene soprattutto in Sicilia. Manca la coalizione e manca lo spirito di coalizione. Anni fa era il maggior partito, sia Forza Italia, che suppliva a questa mancanza. Adesso, ovviamente, questo non succede più. Forse è il caso di fare un esempio per comprendere meglio. 2 settimane or sono si è svolto in Sicilia il primo turno delle elezioni amministrative. Hanno votato 13 comuni superiori a 15.000 abitanti. A questi si è poi aggiunto il comune di Misterbianco. Il vincitore oggettivo di queste elezioni è stato il centrodestra, che nelle elezioni precedenti governava solo 5 di quei comuni e alla fine dei ballottaggi ne governa oggi invece 8. Ma sia nel primo turno sia nel ballottaggio il centro-sinistra ha immediatamente rivendicato e festeggiato una vittoria inesistente. A questa affermazione il centrodestra non ha replicato in nessun modo. I singoli partiti hanno emesso comunicati rivendicando solo i loro risultati migliori, ma nessuno ha difeso il risultato generale. E questo ha determinato che sia la stampa, che non fa più verifiche né approfondimenti, sia i cittadini hanno creduto a quello che diceva il centrosinistra, ossia che quest'ultimo avesse vinto per davvero. E forse ci ha creduto persino una parte del centrodestra incapace di farsi i calcoli propri. E come è noto, ormai la narrazione prevale sulla realtà. I partiti e i movimenti del centrodestra vivono la mancanza più grande, a loro manca la coalizione. Manca qualcuno che parli per tutti, almeno sulle questioni di interesse generale, e manca soprattutto che ognuno di loro sappia parlare per tutti, almeno sulle questioni condivise e di interesse comune. Ed è ovvio che a lungo andare questa assenza può determinare danni irreparabili. Il corpo c'è ed è forte, rischia di mancare l'anima. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.